Buonasera, bentrovati, eccoci all'appuntamento con il nostro spazio dedicato al mondo sportivo con la nostra web tv www.venetoglobe.com e naturalmente sul canale 95 per il digitale terrestre, ovvero Caffè TV 24 per il Friuli Venezia Giulia e per il Veneto, ripeto, canale 95. Le principali notizie andiamo subito a scoprirle insieme a voi. Si parla di pallone in apertura, o meglio, di pallone d'oro in apertura. Schiaffo, sembra così, a Ronaldo, perché molti quotidiani oggi sportivi titolano che si è schiaffeggiato proprio Ronaldo lasciandolo fuori dal podio. Sul podio sembrano salire, prendiamo ancora con il condizionale, Varane, Mbappé e Modric per l'elezione finale. Nazionale italiana, sempre per quanto riguarda il calcio, ieri sera la nazionale italiana di Mancini ha vinto all'ultimo istante, proprio all'ultimo minuto contro gli Stati Uniti per 1-0 dopo aver fallito moltissimi gol con le sue punte. Una partita che comunque è stata interessante, buona la positiva prova sicuramente di Sensi. Per quanto riguarda il calcio, oggi ci concentriamo sul campionato di eccellenza. C'eravamo già sentiti e c'eravamo già concentrati su questo appuntamento lunedì con l'intervista a Stefano Della Bella, allenatore dell'Eclisse Careni Pievigina, dopo la gara Eclisse Calvinoale terminata 2-2. Oggi andiamo dall'altra sponda, andiamo a sentire Matteo Vianello con la sua intervista, le sue parole a fine gara. Con Matteo Vianello, partita che a parte i primi 20 minuti in cui avete sofferto l'impossibile, poi l'avete instradata bene, altri 20 minuti buoni voi, e poi cosa è successo? Poi i dettagli che in questa categoria al momento fanno la differenza, perché l'eccellenza si è livellata verso l'alto, quindi bisogna curare tutti i particolari. Su una situazione di palla inattiva siamo stati poco abili ad andare su quella seconda palla al limite dell'area, siamo anche usciti, la palla è passata. Dopo ti dico anche l'approccio nostro molto probabilmente è dovuto alla sosta, domenica scorsa non avevamo giocato, quindi si poteva mettere anche in preventivo di cominciare un attimino blandi. Subito alla prima verticalizzazione eravamo un pochino troppo alti, ci è ripartito, siamo trovati subito sotto e non è facile dopo giocare. Dopo la Pievigina sappiamo che in ripartenza ha giocatori abili a lavorare tra le linee, veloci ad attaccarla, l'abbiamo rimessa nei binari nostri. Nel secondo tempo abbiamo premuto, abbiamo alzato il baricentro. Dopo è stata l'espulsione di Ianco che non la discuto, che ci ha dato un piccolo slancio, perché giocare in superiorità numerica ci può dare una mano, ci ha dato una mano, abbiamo trovato il gol su calcio di rigore che non so se ci fosse, sinceramente, dobbiamo essere onesti, perché ero distante, pensavo che non ci fosse, però dai, per la mole di gioco e tutto penso che sarebbe stato un peccato non portare a casa almeno un punto. Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo dimostrato un'ottima intensità, un'identità, tutto merito dei ragazzi che sono disponibili e lavorano bene durante la settimana per rendere più facile magari la mia idea. Mentalmente, perché dopo nel secondo tempo una palla messa là sono arrivati i primi due difensori che non sono lenti, sono molto probabilmente un po' pigri in certi momenti della gara nel leggere, perché la corsa all'indietro è più brutta, è più faticosa rispetto alla corsa in avanti. Comunque le palle inattive sono, penso, in tutte le squadre della categoria, sono un po' il punto dolente, perché è una partita nella partita, si allinea tutto e bisogna alzare l'attenzione e la concentrazione. Sul numero 7 che è uscito zoppicante e tra l'altro ha fatto dei numeri incredibili, perché a parte il rigore aveva già tentato nel primo tempo. No, ma Dario Fiorica è un giocatore importante per la categoria, un 98, per me è un onore averlo in squadra con me, ha spostato gli equilibri in determinati momenti, una piccola distorsione nell'impatto, spero di recuperarlo perché è un giocatore fondamentale. Sempre molto onesto e sempre molto sportivo Matteo Vianello, e allora questa è l'intervista dopo Eclisse Calvinoale terminata 2-2. Domenica prossima le nostre telecamere andranno a San Polo di Piave perché c'è un bel derby interessante, partita tra Lia Piave e Liventina, tutta da seguire.
Andiamo invece a parlare di basket perché la TVB, Basket Treviso, ha staccato una vittoria importante, una striscia positiva, sta funzionando tutto molto bene, Menetti felice, contento, chiede sempre qualcosa in più ai suoi giocatori, ma adesso insomma molti sono fuori, o quasi tutti sono fuori dall'infermeria, quindi si può far girare il roster intero. Poi ci sono prestazioni importanti come quelle di Chillo e di Lombardi effettuate domenica. Andiamo a sentire anche Michele Antonutti che ha fatto una buona prestazione ai microfoni della nostra Valentina Dalmas e la sua Sotto la curva. Michele, quali sono state le sensazioni oggi in campo per te? Le soddisfazioni sono che arrivo a allenarmi una settimana dopo un mese e mezzo, pian piano devo rimettermi in condizioni, non è facile, però insomma bisogna lavorare, crescere. Oggi è stata una partita buona di tutti, quindi siamo contenti. Buon risultato di oggi, il coach aveva chiesto questi 2 punti. Sì, erano 2 punti che sembravano facili, invece non lo erano. Dopo siamo stati bravi noi, tutti quelli chiamati in causa hanno fatto una gran partita, quindi siamo molto contenti. Come vedi siamo sotto la curva e qua ci sono i Fioide a sud. Hanno una domanda per te, sei pronto? Parallelismo con il vino, per te il vino è una cosa che ben conosci. Nella vinificazione del vino, come siete presi ora con la costruzione della squadra in corrispondenza a un vino? Ma adesso il vino nelle botti bisogna imbottigliarlo bene. Abbiamo delle belle botti grandi, dobbiamo imbottigliarlo ognuno nella sua bottiglia per sapere cosa deve fare. Quindi questo è il momento del travaso. In cosa dovete lavorare? Ma adesso siamo presto, dobbiamo lavorare su tutto, lavorare su rientrare tutti pian piano, trovare la nostra chimica, migliorarla e giocare per 40 minuti perché vincere così è molto meglio per tutti. Udinese di nascita, i tifosi sai che sono filo udinese anche loro. Le voci di mercato ti vogliono vicini a Trieste, vero? Sì, vabbè, dai, volevo dire come sei un trevigiano lo mandi a Venezia, dai, è impossibile. Grazie, buon lavoro. Sempre simpatico il capitano Antonutti, ai microfoni appunto di Valentina Dalmas con la sua Sotto la curva, questo spazio che abbiamo creato e come avete capito nell'introduzione di Valentina qualche domanda arriva anche dagli spalti, arriva anche dalla curva, ecco il titolo appunto Sotto la curva. Andiamo con gli altri avvenimenti di basket. Queste sono le ragazze del Ponzano a cui si chiede sabato prossimo alle 20 alla Pala Cicogna di tornare alla vittoria contro il fanalino di coda Albino, necessari appunto la vittoria e soprattutto i 2 punti per muovere ulteriormente la classifica. Scendiamo di categoria, Serie B maschile, la Rucker Sanve in casa contro Reggio ha vinto al Pala Saccon per 94-79, abbiamo già sentito Marco Mian, tecnico della formazione di casa, adesso andiamo a sentire l'assistant coach di Reggio, Andrea Rainieri. Coach, ci avete tentato soprattutto nel primo tempo, gran bel primo tempo, giocato a grandi livelli, poi cosa è successo? Bisognerà capirlo, adesso riguarderemo la partita e cercheremo di fare il punto della situazione. Non è la prima partita che facciamo un buon, un onesto primo tempo e poi abbiamo un crollo tornati dagli spogliatoi. Abbiamo delle oggettive difficoltà, è inutile però nasconderci dietro gli alibi degli infortuni, di altro, perché gli infortuni ce li hanno tutti, anche a voi oggi mancava Bloise, quindi è inutile nasconderci dietro questi alibi. Ci eravamo prefissati alcune cose nel piano partita, di fermare la loro corsa, nel secondo tempo soprattutto non ci siamo riusciti, tante palle perse, hanno un po' inciso e hanno fatto sì che poi il gap si allargasse così tanto nel secondo tempo. La partita di questa sera è un campionato che vi vede un po' in sofferenza, no? Sì, non abbiamo ancora trovato la quadra, probabilmente il fatto di aver rivoluzionato un po' il roster in estate, il fatto di avere dei giovani che l'anno scorso o non facevano questo campionato o comunque ricoprivano un ruolo marginale. Dobbiamo cercare di compattarci, di trovare anche
quel qualcosa di buono che si è visto, perché comunque nel primo tempo il nostro l'abbiamo fatto, al di là della difesa che sì, e cercare di ripartire dalle cose buone. È un momento duro, difficile, però bisogna andare avanti perché insomma siamo a novembre, c'è tempo, l'anno scorso l'ha dimostrato, però sicuramente c'è tanto da fare. Buon lavoro. Grazie. In bocca al lupo naturalmente a Reggio, perché squadra giovane, tra cui anche il fratello Tommaso Gatto, fratello del Gatto che giocò appunto anche con la TVB proprio in partenza e con molte squadre trevigiane, un trevigiano doc. Squadra giovane, vi dicevo, quella di Reggio, che si è un po' sfaldata dopo il primo quarto, giocato molto bene a velocità pazzesca. Questo per quanto riguardava la pausa dedicata al basket. Adesso l'Imoco Volley, perché l'Imoco Volley infrasettimanale ritorna questa sera alle 20:30 al Palaverde con la prima gara di Champions, ed è una prima gara che è un derby tutto italiano, perché affronta Scandicci, lo affronta con la formazione di Scandicci, che arriva piuttosto battagliera, perché vuole naturalmente continuare anch'essa il cammino in Champions e vuole iniziare nella maniera migliore. Andiamo a sentire intanto il servizio del collega Aldo Baima della Lega di Pallavolo Femminile, che fa il punto sulla giornata trascorsa. La sesta giornata della Samsung Volley Cup torna a regalare la prima posizione per la coppia Igor Gorgonzola Novara ed Unet Iwork Bustarsizio, entrambe a quota 14 punti con 5 vittorie in altrettante gare giocate. Le azzurre di Barbolini vincono al Pala Igor domenica pomeriggio non senza faticare contro una buonissima Lardini Filottrano, mentre le farfalle di Mencarelli nel Monday Night di ieri sera si ritrovano sotto 2-0 contro le bisontine di Caprara, ma grazie all'ingresso di Vittoria Piani, 21 punti in 3-7 ed MVP della partita, conquistano 2 ottimi punti al tiebreak. Anche Scandicci e Conegliano rispondono a distanza alle due battistrada. Le ragazze di Carlo Parisi vincono 3-0 nel big match di giornata contro la Pomica Salmaggiore, mentre le ragazze di Moco Volley, potenzialmente prima avendo 2 gare da recuperare, conquistano il bottino pieno faticando non poco contro la migliore Reale Mutua Feneracchieri di questo inizio campionato. All'inseguimento del gruppo di testa si porta la Saugella Team Monza, vittoriosa 3-1 nell'anticipo del sabato sera contro la Bosca San Bernardo Cuneo. Primi importantissimi punti anche per la Zanetti Bergamo, che spugna il Pala Giorgio di Montichiari vincendo 3-1 contro la Banca Valsabina Millennium Brescia e lasciando al tempo stesso l'ultimo posto in classifica. Davvero felice di aver avuto un po' di spazio e ho dovuto dare il massimo perché voglio dimostrare quanto valgo e quanto posso dare alla squadra. Beh, io non l'ho sentito tanto il peso perché sono entrata, ero convinta che potevamo cambiare la partita perché conosco la mia squadra ed è molto forte, quindi è solo stato uno scivolone, quindi non ho fatto molto, volevo solo tirare sulla squadra. Questo è il servizio della Lega Femminile, pallavolo, con Aldo Baima al microfono. Vi ricordo, abbiamo visto la gara anche dell'Imoco, abbiamo visto Isi in campo, è confermato purtroppo il grave infortunio a Megan Isi, si parla di strappo, o meglio di rottura del tendine d'Achille. Adesso si dovrà vedere quale è l'entità vera e propria dell'infortunio. Sta di fatto che comunque per quest'anno Megan Isi con la maglia coneglianese, con la maglia dell'Imoco, non la vedremo proprio più. A proposito di coneglianesi o ex coneglianesi, Marco Gaspari è l'allenatore del Pomica Salmaggiore. Adesso anche il secondo allenatore è un ex coneglianese. In effetti il secondo allenatore della Pomica Salmaggiore è Rossano Bertocco. Stiamo per concludere naturalmente. La foto della Benetton mi pare ci sia, Benetton Rugby, eccoli i leoni che sono in conferenza stampa, o meglio stanno ascoltando il loro allenatore, perché hanno cominciato a sudare. 30 gradi di temperatura, un pochino diversa, insomma qualche difficoltà ci sarà. Si gioca sabato contro i Cheetahs, quindi la prima squadra sudafricana che affronteranno la Benetton. È tutto, ci fermiamo qui, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e vi diamo appuntamento a domani per un altro spazio dedicato al mondo sportivo.